Buon pomeriggio, eccoci puntuali come ogni mercoledì con lo Sportello Pensionati. In studio oggi con noi ci sono Liliana Della Rovere dell'FNP Cisle di Udine e Ennio Tognutti sempre dell'FNP Cisle di Udine. Intanto dobbiamo dire che questa è la prima puntata di Sportello Pensionati del nuovo anno. Buonasera e buon anno a tutti. Buon proseguimento a tutti e un'occasione per parlare anche di aspetti che riguardano strettamente il sindacato. Ennio, cominci tu a parlare di tesseramento, visto che ci sono tante novità e c'è bisogno che ci sia il sostegno, chiaramente, no? Delle persone. Beh, direi di sì, che sia opportuno almeno all'inizio dell'anno ricordare i motivi per cui è nata e per cui esiste la federazione dei pensionati come la nostra, quella della CISL. Che ha bisogno di avere sempre più sostenitori, ha bisogno di avere adesioni, volontari, ha bisogno di crescere ancora. Di avere volontari, ha bisogno di sentirsi vicino sostegno, ha bisogno di partecipazione, di idee, di proposte e ha bisogno anche di disponibilità a utilizzare un po' del tempo da destinare agli altri. C'è un grosso problema che una federazione come la nostra si pone. Guarda che bello, guarda che bello. Queste sono alcune. Il futuro non è solamente un gioco da ragazzi. Sono alcune delle motivazioni per cui chiediamo l'adesione al nostro sindacato, anche perché in questi momenti c'è la necessità di approfondire il senso anche della nostra federazione, perché sta cambiando la tipologia della nostra società con l'invecchiamento, ma un invecchiamento attivo che ha bisogno Guarda che carino anche questo come... Beh, questo è interessante perché fa parte, è uno degli impegni del nostro sindacato, che è quello di tutelare la pensione, tutelare il pensionato e tutelare anche gli altri diritti per creare delle condizioni di vita più accettabili. E dare idee anche ai giovani di come muoversi fin da quando possono fare qualcosa. Ma non solo, ma siamo impegnati in questo lavoro di ricerca, di alleanza con le nuove generazioni, perché il domani si costruisce assieme, anche se si modifica anagraficamente la composizione sociale, ma bisogna che inventiamo il nuovo mondo, bisogna che elaboriamo delle nuove tracce di alleanza fra la giustizia, fra la solidarietà, equità, eccetera, in modo che ci comprendiamo attraverso questo dialogo. Quindi per creare una società più accogliente. Quindi ci sono anche rappresentanti di questi mondi, no? Rappresentanti di questi mondi, di questi settori, persone che sono andate in pensione, ben vengano per ingrossare le fila, in sostanza. Sì, non è perché solo, hanno già un'esperienza di base, sì, no? ma non solo per ingrossare le fila, ma per portare un qualcosa, certo. per dare una mano, ma non solo fisica, ma anche mentale, ma anche di progettazione, perché abbiamo una società in evoluzione e sulla quale non possiamo fermarci, dobbiamo rincorrere, dobbiamo stare attenti, dobbiamo immaginare anche il futuro. Non per niente il motto nostro di quest'ultima portata è esploratori del futuro, che vuol dire che dobbiamo pensare al futuro ed esplorare tutte le possibilità per una società più accogliente. Quindi gli impegni che ha una federazione come la nostra, che va dal dare una mano, dal tutelare il pensionato in tutti i suoi aspetti, dal cercare di essere inclusivo nei confronti dei giovani, dall'interessarsi di tutte le cose generali, dal fisco all'abitazione, soprattutto dalla salute e dall'assistenza, ma non in maniera superficiale, è un impegno non da poco. E su questo noi chiediamo un'adesione, anche per non sentirci solo, ma per avere dei contributi di idee, ma soprattutto per avere dei riscontri, per dire che stiamo costruendo qualcosa di positivo. Certo. Eventualmente va bene anche la critica per correggere eventuali errori, eventuali manchevolezze, questo va sempre bene. Comunque un appello a tutti: date l'adesione a queste formazioni, a questi sindacati di pensionati, perché danno un'utilità sociale molto, molto importante. Sotto tutti i punti di vista. Ecco, perché servono per aiutare gli altri
e servono anche per aiutare se stessi, no? Mantenersi impegnati facendo del bene a chi effettivamente, a chi ha bisogno, no? A chi ha bisogno di un aiuto. Certamente. Parliamo di scadenze con Liliana, scadenze di gennaio, che cosa c'è in vista? Gennaio, sì, adesso è la presentazione dell'ISEE per tutte le prestazioni che sono collegate, diciamo, al reddito, quindi ci saranno, bisogna perché è scaduto quello al 31 dicembre, quello dell'anno scorso, quindi adesso per il reddito di cittadinanza, per la carta acquisti, per gli asili nido, per il bonus, ci sono anche per tanti bonus, diciamo, quindi c'è necessità di fare questo ISEE, quindi è da prendere l'appuntamento il prima possibile per poter eventualmente sì, accedere a tutte queste prestazioni che non... Se la regia manda la slide 7 c'è anche un'illustrazione. La slide 7, ti ricordi anche il numero della slide? Che cosa dovrebbe esserci su questa slide? Che così aiutiamo anche la regia? E dà alcune indicazioni a cosa serve l'ISEE. Sì. Alcune indicazioni. Giustamente, sì, perché l'ISEE serve per tantissime cose, quindi c'è anche per la riduzione per il telefono, diciamo, quindi ci sono tantissime possibilità, quindi se non c'è non viene applicato, sì, quindi ecco qua le possibilità Quello è una delle cose economiche. è una delle cose a cui è utile l'ISEE. Sì, perché poi anche sì, il bonus figli, chiaro, adesso tutti parlano dell'assegno ponte, dell'assegno per i figli, quindi si pensa che sia solo per quello, invece non è vero. E invece per tutto un insieme per di un cose. insieme di cose, quindi chiaramente è da prendere gli appuntamenti presso i CAF, che saranno in questo momento, cominceranno a essere oberati, quindi il prima possibile, perché se no a febbraio non avranno la prestazione, quindi anche... Il reddito di cittadinanza, ad esempio, non è aggiornato, non so, tantissime cose non sono aggiornate. Cioè, avete preparato, o perlomeno il sindacato ha preparato, un filmatino che è alquanto carino, quello del CAF. Vediamo se la regia riesce a mandarcelo in onda. Ecco, così approfittiamo questa prima parte di trasmissione anche per far pubblicità per presentare sì, il lavoro dei CAF, sì, perché effettivamente promozione, esatto. Quello era quello stiamo che avevo facendo chiamato. promozione in questa parte di Quindi trasmissione. reddito di cittadinanza, bonus bebè, quindi sì, che è collegato all'assegno di maternità, sì, quindi l'assegno nucleo familiare, che sì, adesso è la scuola e università, quindi tutte le riduzioni per la scuola e università, anche questo. E quelle sono alcune semplificazioni. Poi andando sull'elenco andiamo al bonus energia che abbiamo visto. Anche il ticket sanitario. Anche, la riduzione del canone telefono, che già detto, conto corrente a zero spese. Assegno maternità abbiamo detto, esenzione delle tasse scolastiche, iscrizione asilo nido, riduzione del trasporto pubblico, accesso a tutte le strutture socio-assistenziali e come abbiamo visto prima c'è anche il bonus energia anche per l'uso anche per il consumo del gas. E su questo ci sono alcune indicazioni nuove che riguardano gli utilizzatori del gas non identificabili, cioè quelli che non hanno intestato un contatore in cui viene misurato il gas, quindi è previsto un meccanismo di comunicazione del quantum attraverso l'INPS. Ecco, su questo io pregherei, siccome è un po' complicata la vicenda perché si fa anche questo in rete, di recarsi allo sportello più vicino di Adiconsum, dove sono attrezzati per costruire questo tipo di dichiarazione di domanda. Quindi anche a Adiconsum, ecco, vediamo qui proprio gli sportelli principali. Ecco, tutto l'elenco degli sportelli principali, perché intendete potenziare anche questo tipo di servizio ai cittadini, no? Quest'anno è già, ma avete intenzione di arricchirlo e di implementarlo, no? Diciamo che come Adiconsum dall'anno scorso abbiamo incominciato a esaminare più in dettaglio alcuni servizi generali, abbiamo finito alcuni studi sulla Tari, che è la tassa dei rifiuti, e sull'utilizzo dell'acqua. Ci sono problematiche importanti da chiarire, da aprire, stiamo ragionando con le società che erogano i servizi, anche qui ogni tanto si fa finta di non sentire. Però siccome non siamo nati per fare confusione, cerchiamo di capire con i responsabili e vedere
come affrontare e risolvere le cose. Cominciamo, Poi, altre scadenze importanti da ricordare è la scadenza del pagamento della quota INAIL per le persone che lavorano in casa, che è la quota annuale, il famoso 24 euro. Ne abbiamo parlato per conto mio troppo poco nel corso delle nostre trasmissioni, invece bisognerebbe rimarcarla si parla solo il 1° gennaio, chi l'ha già fatto ha già avuto l'avviso, per gli altri conviene pagare, perché in pratica è l'assicurazione contro gli infortuni come uno che lavora, quindi chi lavora in casa si trova coperto come si trova coperto il metalmeccanico in fonderia di fronte a incidenti. Ma puoi fare anche il cumulo, perché se una persona... Certamente, ecco, quindi... certamente il cumulo c'è, perché se uno è iscritto alla uno CISL... lavora, cioè una persona lavora anche fuori casa e ha già ma il suo se ce l'ha già stipendio, non è che le gli sue serve, cose. questo è fatto per chi non ha altre coperture INAIL. Ah, quindi non è anche per eventualmente... No, non serve, perché uno che ha già la copertura INAIL è a posto. Chi non ha nessuna copertura INAIL è utile che ce l'abbia. È cumulabile con tutte le assicurazioni infortuni private. Ad esempio, ripeto, uno iscritto CISL ha un'assicurazione infortuni. Nel momento in cui si iscrive alla CISL, quindi ha coperto le degenze per infortuni, ha coperto eventuali situazioni di invalidità successiva, ma comunque si cumula. La copertura migliore per gli infortuni resta sempre quella fornita però dall'INAIL. Certo. E quindi questa con 24 euro all'anno si riesce ad avere questo tipo di Quindi copertura. tutte le casalinghe che non hanno questa possibilità, le persone che sono a casa possono pagarsi. Altro termine che può essere interessante per i nostri associati affini è la possibilità di comunicare l'inesistenza di un apparecchio televisivo e quindi chiedere la non applicazione del canone sull'utenza elettrica. E poi c'è il bollo auto, eccetera, ma di grosse cose specifiche per noi interessante quello dell'INAIL e interessante quello della richiesta di non pagamento del canone anno televisivo che va chiesto in questo momento. Parliamo di aumenti di pensioni, anche la settimana scorsa avevamo cominciato, no, Liliana? Di perequazioni, e comunque non siamo scesi tanto nei particolari. E poi io penso che ai telespettatori faccia piacere sapere, no, capire se ci sono delle novità magari uscite negli ultimi giorni. Un aumento superiore rispetto a quello annunciato, non si sa mai. Perché la perequazione applicata è 1,6. Sì, che la settimana scorsa tra l'altro il telespettatore aveva protestato, diceva perché non è adeguato. Invece verrà ricalcolata successivamente entro marzo a 1,7, quindi verrà pagata la differenza che non è stata pagata. Comunque la perequazione questa volta rispetto al passato è solo in 3 fasce, quindi a secondo dell'importo, quindi viene applicata al 100% nella fascia che va fino a 4 volte il minimo e invece al 90% dai 4 ai 5 volte il trattamento minimo e invece al 75% quando è oltre il 5 volte il trattamento minimo. Quindi sono solo 3, quindi sono anche un pochino di più diciamo, rispetto al passato. Quindi ci vedremo degli aumenti che vanno dalle 45 ai 34 a secondo dell'importo della pensione, quindi non sono, sono qualcosina perché rispetto all'inflazione non sono granché. Perché almeno non è la caramella dell'anno scorso, il caffè complessivo. Che era veramente niente, infatti era stato 0,0, è stato proprio bassissimo, no? E quindi tra la perequazione e il discorso dei nuovi scaglioni dell'IRPEF avremo qualcosina di più consistente, diciamo, no? Rispetto... Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ho visto che già avevano preparato dalla regia il cartello con lo esaminiamo dopo. Possiamo anche già dare il là alle telefonate e via anche ai messaggi. Dovremo anzi rispondere subito dopo la pubblicità a un messaggio che è rimasto in sospeso la scorsa settimana. Bene, vi ricordo per i messaggi 351 570 5687
oppure telefonare per parlare con i nostri ospiti allo 0432 57 35 17. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ecco, diamo subito la risposta al signor Dino che ci ha scritto da Trieste. Sono un pensionato a 1.400 euro netti al mese, ho la moglie completamente a carico, senza reddito, ha 70 anni, ha contributi da lavoro dipendente per 14 anni. Ma è vero, possibile, giusto che non abbia diritto a 2 soldi di pensione? Qui rispondi. 14 anni di lavoro dipendente la moglie, quindi bisogna vedere se li ha fatti prima del 95, del 96. Se li ha fatti prima va in pensione solo con i 20 anni di contribuzione, se doveva fare dei versamenti volontari per completare diciamo i 20, perché invece con il sistema contributivo che esiste adesso dal 95, se i contributi andavano dal 96 in poi, era sufficiente 5 anni di contribuzione, compimento 71 anni di età, e quindi avrebbe avuto diritto a una pensione anche bassissima che sia, ma ai contributi versati avrebbe avuto diritto. Invece così col vecchio sistema, no? Se non arrivi ai 20 non hai titolo a avere la pensione. Sì, appunto, perché proprio devi arrivare ai 20. Ai 20, e quei 14 lì se li perde, quindi non l'abbiamo già... Comunque il consiglio classico, un salto allo sportello INOS per fare la verifica esattamente della situazione, periodo, no? in cui si trova. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Ah, buonasera, scusi, io parlo qui da San Giorgio di Nogaro. Vorrei un'informazione. Prego. Io sono in pensione dal marzo 2021 e prendevo 1.240 euro di pensione, anche se avrei avuto diritto di più, però chiaramente ci sono le tasse, insomma, robe varie. La pensione che ho ricevuto per il mese di gennaio era di 1.111 euro, praticamente 129 euro in meno. Mi sono recata al patronato qui a San Giorgio e mi ha detto che dall'INPS che non risulta niente. Cos'è questa decurtazione? Liliana? Allora, so che l'anno della pensione l'addizionale regionale e comunale non si pagano perché vengono pagate direttamente. Quindi quest'anno probabilmente avrà l'addizionale regionale e comunale del 2021, quindi di quella dell'anno scorso. Quindi inizia da gennaio e va fino a novembre, però mi sembra un po' eccessivo, 111, adesso Appunto. Bisogna vedere se c'è invece che la pensione sia stata trasformata da provvisoria in definitiva e c'è qualcosa di diverso. Perché io, scusi se la interrompo, ma io prendo la pensione di reversibilità più la mia pensione dell'Ape Social. Ah, giusto. Allora, come Ape Social l'importo è sempre uguale e non cambia niente fino al compimento dell'età della vecchiaia. La riduzione probabilmente riguarda la trattenuta sulla reversibilità. Forse Ma perché? Perché la reversibilità è soggetta a redditi, quindi comunicando i redditi fino a 20.000 euro lordi non ha nessuna trattenuta, da 20.000 euro può avere la trattenuta del 25, 40 o 50% a secondo di che reddito ha. Allora guardi, il mio reddito fino a marzo di quest'anno era di 513 euro di reversibilità e basta. Da marzo io prendevo 513 di reversibilità più questi 817 della mia pensione praticamente, di contributi. E questo è reddito nuovo? Questo è nuovo. Allora, vanno a vedere il reddito del 2021 per la reversibilità, quindi quello precedente. Quindi sì, lei avrà comunicato il reddito precedente, quindi sulla base di quello perché lavorava l'anno scorso. No, assolutamente. È andata quando? A marzo, ha detto lei, o gennaio? Io sono andata in marzo in pensione, marzo di quest'anno. Ah, giusto. Di quest'anno, quindi l'anno scorso lavorava, ho capito giusto? Ma no che non lavoravo, prendevo solo la reversibilità. Ecco, prendeva... Ecco. Capito. E quindi lei non ha mai comunicato il reddito del 2020 e 2021 per la reversibilità? Perché il patronato mi ha detto che non serviva, perché non superavo il somazio.
No, bisogna comunicarlo, perché l'INPS se non è a conoscenza e se non riesce a leggere niente dei 730, le applica la riduzione. Ah, allora a me mi conviene andare il maggio allora a fare la denuncia? A fare i RED, quando sarà il momento da fare i RED anche vada indietro di 2 anni, in modo che abbia il reddito esatto e l'INPS fa il ricalcolo. Sì, ma anche di 2 anni indietro, sono sempre 513 al mese di reversibilità e basta, perché sono tanti anni che non lavoro io. Sì, ho paura però che ci sia un debito dietro, che possa arrivare una lettera di comunicazione per un ricalcolo della pensione di reversibilità. Allora dovrebbe mandare l'INPS? Dovrebbe andare a un patronato. Sono andata io, ma lei mi dice che non le risulta niente. Mi sembra strano, Difatti anche a me sembra strano. Io sono andata sinceramente a San Giorgio ieri e mi ha detto che sul sito INPS non le risulta niente. Nessun lavoro, diciamo, per la... No. Non torna sta cosa qua magari. Non mi torna neanche a me, difatti. E io non vorrei che adesso col prossimo mese mi decurtassero ulteriormente, insomma. Trovarsi la sorpresa ancora, no? È meglio, forse il cedolino, forse fare una stampa di cedolino e vedere la specifica di tutto quanto. Allora mi conviene tornare a fare l'appuntamento di nuovo lì col patronato e che approfondisca. Sì, e rivedere, perché c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non mi torna neanche a me. Va bene. Che poi se glielo dice la Liliana, signora, che ha lavorato per tanti anni all'INPS, se glielo dice la Liliana, che si tiene comunque aggiornata, anche se... Da quanto tempo sei in pensione? Da 1 anno, 2 anni? Io sono da marzo, dal marzo 2021. Ecco, ma la Liliana è fresca proprio di INPS, no? E quindi tante cose le sa e cerca di mantenersi al corrente. Aggiornata, sì. E quindi se le Io dice... sono con Marina lì a San Giorgio, che bravissima. Ecco. E comunque se la Liliana le dice ma c'è qualcosa che non mi torna, effettivamente lei vada a controllare, sa perché... Faccia controllare la posizione reddituale, perché c'è qualche variazione sul reddito. Sì, ma io non... No, quello che è in possesso all'INPS, non il suo. Sì. Non lei. Senta, scusi, io volevo chiederle un'altra cosa. Io avevo già mandato un messaggio telefonato a voi, perché essendo adesso sola qua in pensione, volevo rendermi utile, insomma. Ah, lei è la signora, sì, ricordo. Si mette in... Guardi, ha visto tutti i numeri, oppure va da lì? No, non ha visto. Allora, è successo questo, che io ho sentito, non so se ho capito male, che rendermi disponibile anche a accompagnare persone... Sì, guardi, adesso se lei guarda il televisore vede tutti i numeri, guardi, San Giorgio di Nogaro, guardi, Piazza della Chiesa 16 0431 62 17 66. Lei vada lì, si presenta e dica, io voglio rendermi utile. Adesso prendo giù il numero di telefono, non c'è più. Eccolo, adesso allora, lo vede. Glielo dico io, signora, che me lo ricordo, 0431... Ma c'è scritto, lo vede lì. 62 17 66 e lì se trova l'amico Gianni o l'amico Enzo gli dica che lei avrebbe piacere di dare una mano magari all'Anteas se non all'FNP, ecco, che è la nostra associazione che dà una mano all'assistenza. Va bene. Va bene. Grazie della disponibilità. Grazie, arrivederci, buonasera. Ecco, qui c'è un'altra richiesta, non so se c'è un'altra telefonata, in linea. Diamo solo la risposta. Buonasera, riguarda l'assicurazione INAIL, vale anche per i pensionati? L'assicurazione di cui si parlava prima. L'assicurazione INAIL non vale per i pensionati perché il pensionato è fuori da ogni situazione di rischio copribile. Quindi non c'è l'obbligo di farla. Penso però che se uno la vuol fare possa essere aperta la partita. Ecco, non so, c'era forse una telefonata, adesso non l'abbiamo più. Allora, possiamo approfittare di continuare a parlare del... ma se posso fare un commento. Sì, prego, Ennio. Hai capito che qualcuno dice che l'aumento sulla pensione è stato poco e che l'anno scorso è stato meno, ma quel poco pensa che sia caduto dal cielo questo signore, non immagina quanto lavoro c'è stato. Telefonata pronta. Abbiamo una telefonata pronta. Quanto lavoro c'è stato per sollecitare, per tenere in piedi l'attenzione del governo, del Parlamento, dei partiti, per riuscire a recuperare qualcosa.
Allora, sentite che sta squillando il cellulare. Qui niente da fare, qui non si può rispondere. Questo numero è solo per mandare messaggi, solo per SMS. Intanto vediamo per telefonare appunto solo lo 0432 573517. Infatti abbiamo una telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Buonasera a lei. Ecco, mi chiamo da Spilimbergo, mi chiamo Gianni. Volevo fare una domanda. Prego. Volevo sapere se io potrei andare in pensione quest'anno con l'app social, no? Ho 29 anni di contributi, so che me ne manca uno, no? Facendo i versamenti volontari, se posso andare come, che lo so, io ho fatto l'artigiano, ecco, tutto qua, grazie. Grazie tante. Grazie a lei per aver chiamato. Prego. L'app e social ci vogliono 63 anni, quindi adesso non ha detto l'età, ma penso... però il discorso è 30 anni di contributi, ma appartenere a determinate categorie, quindi categorie disoccupati, invalidi al 74%, o caregiver, quindi che assistono persone di primo grado con handicap. Se appartiene a queste categorie può fare la domanda di app social, ma lui mi ha detto versamenti volontari, forse perché non fa niente in questo momento. Se è disoccupato potrebbe andare anche bene, non so, ma mi pare che ha parlato di artigiano e quindi artigiano, se è aperta l'attività di artigiano non rientra, non è possibile, quindi questo no. Classico passaggio al patronato per verificare la perché se può essere inquadrato come disoccupato ha spazi possibili, agibili. In caso però se artigiano è aperta l'attività, no? Non è possibile, no? Quindi bisogna vedere questo. Non ce l'abbiamo non ci ha dato più elementi, quindi è caduta la telefonata. È caduta la telefonata. Sì. Noi continuiamo a parlare quindi di aumenti e in questo caso anche per quanto riguarda la fiscalità, Ennio, giusto? Avevamo già visto diciamo prima. che quella componente che ancora non compare sul cedolino della pensione avuto perché sarà applicata dal mese di marzo, come entro marzo sarà dato anche il conguaglio di quel 0,1% che di perequazione che non è stata ancora assegnata. Allora, l'intervento sul fisco, che non è stata una roba semplice e facile da inserire, gli interessi anche dei pensionati che normalmente vengono accantonati su questo, in questa occasione sui pensionati e sulle pensioni sono aperte due novità. La prima è che è stata aumentata la quota esente da 8.000 a 8.500 annui, quindi quelli sono esenti, e a chi ha una pensione più bassa si ritrova un vantaggio economico per minore tassazione o per zero tassazione. In più c'è stata anche la revisione degli scaglioni che attraverso questo e il movimento delle detrazioni sta portando a tutti degli sgravi abbastanza, non consistenti inteso nel totale, ma per i singoli non hanno dimensioni grossissime, però se prendiamo la pensione più bassa con 34 euro di sgravi, la pensione da 1.500 con 200 rotti di sgravi annui, lo sommiamo all'aumento della perequazione, viene fuori sempre quei 40-50 euro al mese di aumento complessivo. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Paolo da Trieste. Buonasera. Volevo un'informazione, sapere che differenza a livello imposto pensionistico se uno va in pensione con l'anticipata, diciamo, 42 anni 10 mesi o con quella precoce 41 anni? Si riesce a fare un calcolo prima di andare o no? No, non proprio, perché dipende dall'importo che viene versato ai contributi, perché il calcolo adesso è contributivo sulla terza quota e quindi bisogna vedere quanto è la retribuzione sua annuale. Quindi quello è l'importo dei contributi di quell'anno e quindi viene diviso per le quote, i mesi, e quindi è quello l'aumento che non avrà, diciamo, se va con 41. Ho capito, un taglio c'è, diciamo, rispetto...
Non so se ha un reddito magari di 30.000 euro, diciamo, lordi, potrebbe essere 30, 35 di meno, 38 di meno. Ecco, adesso, non cifre importanti, diciamo 150. No, non elevate, diciamo. Ho capito, ringrazio. Sì, l'unica Lordi. caratteristica è che quella differenza lì le resta per tutta la vita. È quello il sì, problema, esatto, perché esatto. resta sempre, no? Va bene. Va bene. Grazie. Grazie a lei per aver chiamato, buonasera. Buonasera. Ci facciamo un'altra piccola pausa, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, vediamo chi c'è al telefono adesso. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono la signora Paola da Udine. Buonasera, signora Paola. Volevo chiedere, Prego. Io sono un'insegnante elementare di scuola primaria Sì. e volevo chiedere se posso fare la domanda di pensionamento con l'opzione donna. Questa è la mia situazione. Ho 39 anni di contributi e 57 di età adesso. Nel 2022 però compio 58 anni. Quindi. Purtroppo l'opzione donna vale per chi ha compiuto 58 anni al 31/12/2021. Quindi No, io non li avevo. Non li aveva, quindi questo non è possibile, diciamo. Ecco. Ma non si rinnova il prossimo anno opzione donna? Adesso vediamo il prossimo anno che nelle riforme Cioè il prossimo anno strutturali, adesso, sì. sì, perché adesso vediamo che cosa decideranno i sindacati con le cose per la riforma delle pensioni, perché vediamo nel 2023 che cosa si deciderà, perché Sì, quindi i nel sindacati 2022 c'è, ma è per quelli che hanno maturato praticamente l'anno precedente. L'anno sì. precedente, Sì, per poco, signora, per poco rimane. non ce la fa. Ho capito, per un anno praticamente. Sì. Ecco, quindi sperando che la promuovano anche per il prossimo anno, io rientrerei, quindi, se non cambiano l'età. Probabilmente diventerà una forma strutturale, non di anno per anno, però, ripeto, dipende da come va la contrattazione che c'è adesso fra governo e sindacati sulla riforma previdenziale. È una, allora vedete è una di non delle, mollare, è una perché- delle forme da rafforzare, anzi. Infatti. Va bene, grazie, buonasera. Buonasera, grazie a lei per aver chiamato. Dove eravamo rimasti? Ho perso un momento il filo. Stavamo parlando di... Ci può essere qualche avviso ai naviganti? No, c'è questa cosa che mi solletica, ecco, la curiosità, la riapertura dei termini per i risparmiatori truffati. Questa è una cosa di Adiconsum. Sì, beh, questa è un'informazione che arriva dalla Adiconsum. Dalla Adiconsum Lombarda in questo caso, no? Beh, è una delle associazioni, comunque è passata attraverso la nostra qui regionale, in cui si avvisa che i risparmiatori che hanno subito danni o sono stati truffati, fra virgolette, dalle varie banche, nel nostro caso qui abbiamo la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che hanno presentato già la domanda in tempo per essere ristorati, ma le domande non erano incomplete o mancavano documenti o non erano corrette, non potevano dar seguito al rimborso. Sono stati riaperti i termini e queste persone hanno tempo fino al 15 marzo per completare la domanda e acquisire il diritto al ristoro. Anche qui consiglio un salto allo sportello della Adiconsum, anche qui a Udine, in modo da essere aiutati a completare, a rivedere, a completare, a compilare bene questa domanda per rientrare nel giro dei ristori. Buonasera, sono Maria Grazia e volevo chiedere informazioni riguardo alla pensione APE Social. Sono disoccupata e ho 31 anni di contributi e 64 anni. Rientro nei requisiti? Sì, perché a questo punto lei è disoccupata, quindi 63 anni compiuti, 30 anni di contributi. E lei ne ha 31? Sì, esatto, disoccupata, quindi nelle categorie, quindi può fare la domanda, quindi ci sono tre scaglioni per fare la domanda di certificazione, quindi entro il 31 marzo può fare la domanda o il 15 luglio o il 30 novembre, quindi
fa la domanda, vede l'INPS che esamina tutta la sua supposizione assicurativa, tutto quanto alla documentazione che lei manda, e se approva lei dopo può andare in pensione con l'Ape Social. Si ricordi che l'Ape Social sono 12 mensilità e l'importo è 1.500 euro lordi, quindi questo è per prassi, non sono 13 mensilità. Quindi è questo il discorso, vabbè, che dice uno non ha reddito e accetta quello che è giustamente. E questo va fino all'età pensionabile di vecchiaia, quindi 67 anni di età. Quindi almeno la copertura. C'è una novità sì. quest'anno, che per i disoccupati non serve far passare 3 mesi dopo il termine del trattamento di disoccupazione, ma può allacciarsi subito il trattamento del sì, è proprio una delle novità di quest'anno, introdotte. Sì, insieme agli edili e ai ceramisti che possono andare con 32 anni di contribuzione, quindi hanno lo sconto di 4 anni rispetto agli altri gravosi. Sono state anche aumentate le categorie dei lavori usuranti, quindi usuranti, gravosi e quelli pesanti. Gravosi. Quindi ci sono più categorie. Nei dubbi, specialmente in sede di prima applicazione, ripetiamo fino alla noia, passate agli sportelli dell'INAS, del patronato, in cui viene verificata esattamente la singola situazione. Ci sono delle comunicazioni veloci da fare perché siamo in chiusura? C'è forse un altro avviso, che per gli invalidi civili parziali. Dobbiamo chiudere per dare spazio al telegiornale. Veloce? Non è più, il cumulo è possibile di nuovo, perché era stato bloccato il cumulo fra assegno di invalidità e lavoro, è stata soppressa quella interpretazione e quindi ci può essere anche il cumulo con l'attività lavorativa. Bene, non posso fare altro che chiudere, quindi stop alle telefonate, stop ai messaggi. Ringrazio Liliana Della Rovere, FNP CISL Udine, e ringrazio Ennio Toniutti, sempre dell'FNP CISL di Udine. Noi con lo sportello pensionati ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.